Marco Polo non fu né il primo né l'unico a recarsi in Asia. Nel 200 frequentare le vie carovaniere dell'Asia erano in particolare i frati francescani, che vedevano nelle terre asiatiche una possibilità meravigliosa di convertire al cristianesimo le popolazioni locali. Due in particolare meritano di essere ricordati: Giovanni da Pian di Carpine, autore dell'Historia Mongalorum, che viaggiò in Asia per conto di Papa Innocenzo IV, e Guglielmo di Rubruck, che viaggiò invece in Asia per conto del re di Francia Luigi IX. La differenza tra tutti questi autori e tutti i viaggiatori che percorsero l'Asia e Marco Polo è che Marco decise di mettere per iscritto uno straordinario viaggio, con cui si approcciò non con l'intento missionario, ma con lo sguardo libero dei grandi antropologi ed etnografi e l'acutezza dei più grandi mercanti.